La vediamo passeggiare per il centro di Bassano, che cosa manca? Che cosa servirebbe al centro storico di Bassano per ripartire? Ah beh, per ripartire io una cosa che mi tocca personalmente, secondo me è una cosa importante che manca a Bassano, bisogna ancora far tanto per abbattere le barriere architettoniche e quindi anche nei negozi, perché capisco che comunque il centro storico, appunto come storico, è difficile comunque adeguarlo, però secondo me bisognerebbe fare qualcosina in più. Manca ancora tanto, mancano ancora tanti servizi e bisognerebbe impegnarsi un po' più da questo punto di vista. Cosa manca al centro storico per ripartire, insomma? Che cos'è che manca? Ma ci manca tante cose, perché qua io sto vedendo adesso girando per Bassano, tanti negozi chiusi, sfitti chiusi, e qua è una guerra. Bisogna salvare anche l'economia, se no qua muore tutto. Che comincino a lavorare i negozi, cioè, quella è la questione, perché dicono che gli danno i sussidi qua e là, ma non c'è niente da fare, tutte promesse, chiacchierette e basta. Bisognerebbe aiutare quelli che tengono aperto, cioè, però sa, c'è gente che vive sull'affitto, è tutto ormai questa pandemia ha rovinato tutto. Da turista del weekend, quello che un po' è mancato sicuramente la sera, che è tutto chiuso, quindi ci è toccato stare chiusi in albergo senza neanche poter fare un giretto perché non c'è niente di aperto neanche per prendere un gelato o fare una passeggiata.